Quando cresciamo di 50 persone al giorno ricoverate, noi siamo in piena epidemia. I dati preoccupano e non poco, a dirlo il direttore generale della Sanità del Veneto Luciano Flor. Si tratta di numeri allarmanti che fanno riaprire nella regione nuovi posti letto per malati Covid e per le terapie intensive. Una crescita che non è più lenta, ma è continua e veloce. Di pari passo è cambiato anche il dato di positività sui tamponi. Lo vedete, oggi siamo quasi al 4% di positivi al tampone, che quando eravamo sotto il 2 non tantissimo tempo fa. Un contagio senza fine che aggiorna il dato dei distretti coinvolti nella chiusura delle scuole dalla seconda media in su. C'è chiaramente un altro distretto che si aggiunge, che è quello dell'Alto Vicentino, che ha 258 su 100.000 abitanti. Ci sono più malati sul territorio, più persone in grado di contagiare. La strada obbligata è accelerare la vaccinazione. Ad oggi sono state vaccinate 446.000 persone. In marzo la previsione, dosi permettendo, è di arrivare a 470.000 vaccinazioni. Oggi con le aziende discuteremo un piano da 50.000 vaccini al giorno. E proprio per questo è sempre più fondamentale l'apporto dei medici di base. Ci hanno chiesto un giorno per rivedere i contenuti che, ripeto, sono condivisi, quindi insomma l'accordo di fatto è già concluso, insomma, anche se manca la formalità.